È stato quel particolare, il furgoncino Volkswagen Caddy blu visto aggirarsi in modo sospetto nel quartiere prima del furto avvenuto la notte del 14 agosto, 2 Carrare. Un dettaglio che la vittima dell'ennesima razzia in abitazione ha raccontato ai carabinieri di Abano Terme e così in poche ore sono riusciti a fermare il ladro. Grazie a questo dettaglio noi abbiamo visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza del comune di Due Carrare, perché il fatto era avvenuto lì a Due Carrare, con la collaborazione della polizia locale di Due Carrare, e da lì è iniziata tutta un'attività che ci ha portato a intercettare appunto l'autore di quel furto. I militari hanno diramato la descrizione del mezzo e con l'aiuto della polizia locale lo hanno individuato ancora a 2 Carrare mentre si aggirava, forse in fase di sopralluogo. Quando il van si è fermato, poco lontano hanno bloccato il conducente mentre cercava di sbarazzarsi delle chiavi del furgoncino, un 33enne cileno senza fissa dimora. All'interno del mezzo aperto, grazie alle chiavi che lo straniero stava gettando, sono stati trovati attrezzi da scasso e vari capi di abbigliamento e i documenti di un connazionale di 47 anni che è stato denunciato e che al momento ancora non è stato trovato. Durante gli accertamenti i carabinieri sono risaliti ad un altro furto commesso dai due predoni, è avvenuto poche ore prima dal Bignasego. Le videocamere di sorveglianza infatti avevano ripreso i due ladri mentre entravano in una casa con indosso gli stessi indumenti ritrovati nel van. I ladri, approfittando delle case vuote per le vacanze, stanno facendo razzia nella provincia di Padova. Ecco allora i consigli dei carabinieri: importante in primis azionare sempre il sistema d'allarme. Di installare sistemi d'allarme e di attivarli sempre, anche quando ci si allontana per brevi momenti. Altri suggerimenti che do chiaramente sono quelli di dotarsi, se possibile, di sistemi di videosorveglianza oppure di sistemi di difesa passiva come grate alle finestre, alle porte, e soprattutto quando si va in vacanza di evitare di divulgare sui social foto che testimoniano appunto della nostra prolungata assenza dall'abitazione. In quei casi l'altro suggerimento che si dà, anche se ormai la stagione estiva diciamo volge al termine, il periodo delle vacanze, ma comunque è un suggerimento che giova darlo sempre durante tutto l'anno, quando ci si assenta per periodi prolungati, e sarebbe il caso comunque di lasciare le chiavi a un vicino o a un parente di fiducia che sistematicamente possa dare un'occhiata all'abitazione. Ora le indagini dei carabinieri proseguono per verificare l'eventuale coinvolgimento dei due sudamericani in ulteriori furti avvenuti di recente nella provincia.